vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Recupero della gara che doveva essere giocata il 17 ottobre, questa sera sono di fronte le due squadre e allora è tutto pronto e noi un saluto vi diamo da Fanner e da Luca Barboni. Palla scaricata fuori, prova a rientrare Duro col sinistro, palla che sibila vicino al paro, la prima occasione è della Lusitana. Palla giocata dalla Lusitana che può andare sempre con Duro, è il più attivo dei suoi, mette la palla dentro, il passaggio è preciso per Fernandez che fa 1-0 e porta in vantaggio la Lusitana. Chiedono un giro palla molto più veloce i giocatori in avanti della Lusitana, qui Losito fa tutto da solo, va a colpire il palo, palla che rimane lì, poi sibila nuovamente. Masci va profondo da un compagno che poi piazza il pallone alle spalle di Ricci, fa 1-1, Tevere Remo che si riporta in parità. Tutto da solo, perde il pallone. Lusitana che fa correre Agostinacchio, le finte del numero 4, rientra sul sinistro Agostinacchio, buona azione del numero 4. Losito intanto, il palo colpito, palla che rimane lì. Losito il filtrante non effetto perché Castroni esce palla al piede, 3 contro 2, serve palla sempre per Antonica. Fernandez difende palla con la suola, poi Duro è caparbio nella propria azione, altro palo della Lusitana. Break di Duro che porta a spasso la difesa e a questa volta segna Duro. Un colpo da biliardo, la va a mettere nell'angolino in basso, va a segnare il gol del 2-1. Tra i due numeri 11 e qui l'apertura per Losito, precisa, va addirittura di prima a mettere dentro, non arriva sul pallone Fernandez, grande azione. Il mister che chiama lo schema, vuole i movimenti dei suoi, palla messa fuori, stoppa Rosati, le finte del numero 11, adesso glielo dice Ricci, poi Losito con Duro che fa un buon numero, si accentra la palla sul destro, Duro che spara troppo alto, difensivo della Lusitana, poi Guancioli va profondo da De Matteis, il tacco di De Matteis per Guancioli, Ricci, Barba da Losito, Duro ha spazio il numero 11, infatti tenta la conclusione, palla rimpallata, Signorelli a terra, Fernandez, palla che rimane lì, non sbaglia Barba, un rigore in movimento, Lusitana che si porta sul 3-1, Tevere Remo sotto di 2. Non arriva sul pallone, Tagliaboschi, accelera Tagliaboschi, prova ad accentrarsi, fa Tagliaboschi, buca Gallori e fa 4-1 con un'esultanza molto particolare, ma è il poker della Lusitana. Il numero 11 poi c'è dall'Osito, palla che non esce, alimenta l'azione Masci, prova ad andare sul fondo, la mette dentro De Matteis, accorcia le distanze alla Tevere Remo. Palla che rimane lì, prova a calciare Ricci, si esalta. Parte Antonica col destro Ricci, poi va da Losito, Duro che salta bene un uomo, altro buon numero di Duro, va sulla destra Duro, pallone dentro, Barba sbaglia clamorosamente. Castroni da Masci, ancora Castroni, sulla sinistra Amadio, palla dentro, va sul fondo Amadio, prova a incrociare De Matteis, sul triplice fischio il direttore di gara che arriva in questo momento fra le esultanze della Lodisana che vince questa quarta giornata di recupero per 4-2 sulla Tevere Remo.